Nessuna riduzione nella fornitura idrica ad Agrigento dopo l'annunciata minaccia di Sicilia Acque. Oggi ci occupiamo di altre iniziative contro la violenza sulle donne. Continuano gli incontri con le istituzioni per contrastare le truffe agli anziani. Mozione di sfiducia per il presidente Schifani. A Palermo un convegno su olio e vino. Da oggi la protesta dei laboratori analisi in tutta la Sicilia. Bentrovati da TVA Notizie. Non ci sarà alcuna riduzione nella fornitura idrica ad Agrigento che, come annunciato da Sicilia Acque, come è giusto che sia, il problema sembra risolto e speriamo. L'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino interviene sulla crisi finanziaria dell'AICA di Agrigento affermando: ringrazio il presidente Renato Schifani per aver individuato una soluzione immediata alla crisi tra AICA e Sicilia Acque, mettendo a disposizione un fondo di rotazione da 20 milioni di euro, una misura che consentirà all'azienda idrica di operare con serenità e ai comuni agrigentini di evitare qualsiasi ripercussione sulla fornitura idrica, garantendo continuità del servizio a tutti i cittadini. È giusto ricordare, continua l'assessore Savarino, che molti comuni sono virtuosi e puntuali nei pagamenti, ma chi è ancora indietro deve mettersi in regola. Non è ammissibile che i cittadini di un comune paghino l'acqua e quelli del comune accanto no, mettendo così a rischio l'intero sistema idrico della provincia di Agrigento. Lo sforzo del governo Schifani, conclude l'assessore regionale Giusy Savarino, è concreta ed è una mano tesa verso AICA, ma deve accompagnarsi al senso di responsabilità di chi amministra. Solo così possiamo tutelare un servizio essenziale per le nostre comunità e per la nostra terra. Come avete sentito nei titoli, anche oggi ci occupiamo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con altre iniziative nell'Agrigentino. Iniziamo da Aragona. Assessore, qual è il messaggio che lancia questa iniziativa? Il messaggio che vogliamo lanciare è proprio quello di sensibilizzare i ragazzi alla non violenza. La non violenza oggi ricordando proprio le donne, le ragazze, ma la violenza in generale, e questo si può fare solo attraverso appunto questi incontri con i nostri giovani delle scuole. Questo evento è stato voluto fortemente dalle quote rosa del Consiglio Comunale, che mi onoro di rappresentare, dalla Giunta Comunale, unitamente al Sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Perché oggi qui il 25 novembre? Perché non è soltanto la data sul calendario, ma è un invito a guardare in faccia il problema, ossia appunto la violenza contro le donne, a rompere il silenzio, ad impegnarci ciascuno nel proprio ruolo. Quindi oggi che cosa avverrà in questo convegno? Sicuramente ci fermeremo a riflettere su quello che è un po' il nostro quotidiano, ossia le nostre relazioni, il rispetto, la libertà di scegliere chi essere, soprattutto il diritto di nessuno di subire violenza. Oggi, 25 novembre 2025, è giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Voci di Donne è una manifestazione che ha inteso, grazie ai miei contributi artistici, ha inteso rivolgersi alle donne, a quelle donne che nell'intimità delle loro case non hanno il coraggio di parlare, di buttare fuori le loro voci, e quindi noi l'abbiamo fatto in modo che anche loro possano capire di uscire fuori dalle loro case e parlare. Una manifestazione molto articolata, sono stati numerosi gli interventi, abbiamo avuto il piacere di numerosi ospiti che sono stati intervistati dalla nostra Margherita Trubiano, che si è prestata e ha arricchito quest'oggi questa manifestazione.
e mi auguro che così molte donne in difficoltà, molte ragazze, molte giovani che stanno soffrendo all'interno delle loro mura domestiche possano uscire e gridare a gran voce, ed è per questo che noi siamo state oggi qui come Voci di Donne. A Palma di Montecaro, donata alla stazione dei Carabinieri una panchina rossa. Vediamo. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la cooperativa sociale Gattopardo ha donato alla stazione Carabinieri di Palma di Montechiaro una panchina rossa, simbolo universale di memoria e impegno contro ogni forma di violenza di genere. La panchina, realizzata in legno, recante la scritta commemorativa e ricorda che l'amore non colpisce e impaccia mai, è stata collocata all'interno della stazione dei Carabinieri di Palma, dove diventerà luogo simbolico di riflessione e presidio di legalità. Il suo colore richiama idealmente il posto vuoto lasciato dalle donne vittime di femminicidio, diventando un monito quotidiano contro ogni forma di abuso e sopraffazione. La donazione ha rappresentato un'iniziativa positiva e coerente con i valori istituzionali dell'Arma a beneficio della collettività. Alla semplice ma sentita cerimonia erano presenti i rappresentanti delle istituzioni della cooperativa Il Gattopardo, una realtà impegnata nel sostegno e nella protezione delle donne vittime di violenza, e tanti cittadini in un momento condiviso di riflessione civile. Durante l'iniziativa è stato ribadito l'impegno quotidiano dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati di violenza domestica, con particolare riferimento all'ascolto e al supporto delle vittime e alla collaborazione con i centri antiviolenza del territorio. L'Arma dei Carabinieri rinnova la propria vicinanza alle donne che subiscono violenze, ricordando che il numero unico di emergenza 112 è sempre attivo e che è possibile rivolgersi alle stazioni dei Carabinieri del territorio per ogni richiesta di aiuto. E una panchina rossa anche a Raffadali per ricordare Antonella Ferro. Ci sono le interviste. Io penso che l'amore è così grande anche l'odio verso quella persona che poi si è amata, specialmente quando si è poi rifiutati. Questa parola rifiutare comporta poi l'odio. Noi abbiamo avuto 6 mesi di minacce, il primo mese ci sembrava una cosa così, insomma non l'abbiamo presa sul serio, ma poi a lungo andare diventava sempre più violenta, le frasi che diceva a telefono e anche il comportamento strano, e avevamo fatto delle denunce, 3-4 denunce, ma purtroppo la cosa non è stata presa sul serio da parte purtroppo a quei tempi non c'era una legge vera e propria, è da poco tempo che stanno cambiando le leggi sulla minaccia, e così la cosa precipitò. Speriamo che veramente l'auspicio è quello che questa violenza inutile possa scomparire e che veramente possa regnare sempre il rispetto dell'altro e il bene che si deve trasmettere, e questo è l'amore vero. Tutto il resto non è amore, è solo possesso, egoismo, e poi naturalmente quando l'amore è guasto non è quello vero, e allora poi si tramuta in violenza e in aggressività verso l'altro. Io penso che la riflessione e il rispetto devono essere 2 principi che devono portarci ad affrontare le problematiche che attualmente stanno nascendo nella nostra società, che sono purtroppo dei segnali che non vengono affrontati nel giusto modo e che poi vengono radicalizzati con conseguenze estreme come quelle che oggi stiamo avendo tra la violenza tra i giovani e i femminicidi che spesso succedono. Bisogna cercare di capire i problemi e studiare quando ci sono all'interno di una coppia dei segnali, perché devono essere recepiti e percepiti in tempo per evitare che quei segnali poi possano portare alla conseguenza estrema che è quello che succede generalmente. Bisogna parlare, dialogare, e quando ci sono delle cose nel rapporto di coppia che non vanno bisogna subito segnalarle. Nell'aula Giglia dell'ex consorzio comunale di Agrigento,
una iniziativa organizzata dall'Archivio di Stato di Agrigento. Vediamo. Si è svolto ieri presso l'aula consiliare a Luigi Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un interessante incontro che ha affrontato la questione della violenza di genere sulla storia dell'istruzione femminile, un'iniziativa organizzata dall'Archivio di Stato di Agrigento nell'ambito del progetto denominato Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica. Come sottolineato dall'intervento di Rossane Floro, direttore dell'Archivio di Stato, la giornata del 25 novembre, internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta la seconda tappa di un percorso di riflessione storica, sociale e culturale, nella quale la storia delle istituzioni scolastiche della provincia diventa il tema principale, presenti le massime autorità civili e militari, con in testa il prefetto Caccamo, il presidente del Libero Consorzio Pendolino, il sindaco di Agrigento Miccichè, il vicario della prefettura Vaccaro, il comandante della Guardia di Finanza Baron, il vicequestore Chiara Sciabarrà, la dirigente scolastica del Politi Siracusa, la dirigente del settore pubblica istruzione del Libero Consorzio Testone. Gli studenti del liceo Politi alla fine hanno presentato il progetto didattico realizzato nel corso dell'esperienza vissuta presso l'Archivio di Stato di Agrigento, quindi l'intervento della giornalista scrittrice Ester Rizzo, autrice del volume Il labirinto delle perdute, un incontro, come rimarcato dal presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che mette al centro la donna e le istituzioni, valorizzando la dimensione sociale del patrimonio archivistico nel processo di ricostruzione della memoria collettiva. Al termine dell'incontro si è svolta davanti alla panchina di fronte al Palazzo della Provincia, simbolo della giornata contro la violenza sulle donne, un momento di spettacolo realizzato dalle ragazze del liceo scientifico Politi. E veniamo alle iniziative per contrastare l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Oggi un incontro alla scuola Esseneto di Agrigento. Assessore, oggi nuova puntata di Io non ci casco, siamo all'Istituto Comprensivo Esseneto, dove i ragazzi mi sembra che siano stati preparati a dovere, visto che comunque hanno raccontato delle esperienze. Assolutamente sì, grazie al lavoro preparatorio che abbiamo fatto con l'aiuto del corpo docente, i ragazzi oggi stanno interagendo in maniera straordinaria, dandoci delle testimonianze, dei racconti e sono già pronti per essere a tutti gli effetti i nipoti digitali della campagna Io non ci casco. Oggi siamo nell'ultimo istituto comprensivo della città, abbiamo fatto un tour straordinario partendo dalla Mondalcini, passando dalla Garibaldi, dall'istituto comprensivo Quasimodo e adesso completiamo con l'Istituto Esseneto e siamo arrivati a raggiungere degli ottimi risultati in termini di condivisione, di piacere proprio di condividere insieme il messaggio che vogliamo lanciare attraverso i nipoti digitali, cioè io non ci casco, perché queste truffe che sono dietro l'angolo e che coinvolgono tutti, non solo gli anziani, dobbiamo stare attenti e grazie alla campagna di sensibilizzazione in un certo senso stiamo cercando di lanciare un messaggio positivo per evitare, perché poi non bisogna arrivare a chiamare le forze dell'ordine, perché vuol dire che già la truffa c'è stata e le forze dell'ordine nei nostri incontri sono gli ospiti speciali che ci danno e ci garantiscono non solo tutela ma ci ricordano cosa dobbiamo fare per evitare queste truffe. Tra l'altro si avvicina Natale, lei ha detto ci sarà un gran finale per questo evento, per questa manifestazione. Sì, intanto il contest Nipoti Digitali prevede delle premiazioni per i ragazzi perché loro sono gli attori principali di questa nostra campagna e quindi stiamo pensando a Io non ci casco a Natale. Perché io non ci casco a Natale? Perché il Natale, quindi le festività, sono momenti particolari di attenzione, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online e lì le truffe in un certo senso proliferano, quindi dobbiamo stare attenti. Io non ci casco a Natale sarà non solo un momento di premiazione ma anche di condivisione, perché sarà un momento solidale e sociale, perché gli anziani sfortunatamente ci sono anche quelli soli e quindi dobbiamo dare un messaggio di solidarietà anche a loro e stiamo pensando a preparare qualcosa sempre in collaborazione con le nostre forze dell'ordine e con tutti gli istituti scolastici che porteranno in questo gran finale i progetti che hanno preparato, i disegni, i video, i vocali, in modo tale da ricordarci sempre io non ci casco. Oggi
la campagna Io non ci casco approda all'IC Seneto, mi sembra che per i ragazzi sia un momento di forte confronto di quello che sanno, ma di molte cose che non sanno, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine. È un momento oggi molto importante, la scuola, il nostro istituto ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di questo incontro, proprio perché significa da un lato prendersi cura, porre attenzione alle persone più fragili della nostra comunità, quindi della nostra scuola ma anche delle nostre famiglie, e da un lato porre al centro i ragazzi che diventano custodi dei loro nonni, delle loro famiglie. Sfruttando quelle che sono le competenze digitali dei ragazzi, si possono mettere a fianco dei loro nonni per prevenire, sensibilizzare e prepararli ad eventuali truffe. Il messaggio che è venuto poco fa proprio da un messaggio, grazie ad una testimonianza, è che è facile essere maestri in questi casi, ma è veramente quando ci si trova dinanzi a delle situazioni si rimane veramente spiazzati e non si è consapevoli di essere finiti in queste truffe. Il messaggio importante che la scuola oggi vuole dare è che la scuola diventa ponte, diventa comunicazione tra due generazioni diverse, e soprattutto è quello di dire: nonno, io ci sono, mi prendo cura di te. E soprattutto la scuola diventa un punto di riferimento, perché non basta essere solamente studenti consapevoli, competenti, ma occorre anche essere delle persone capaci di cura, di attenzione e di rispetto. Siamo quasi alla fine di questo tour de force, di questo progetto che comunque ha destato molta curiosità e attenzione da parte degli studenti. Possiamo già tracciare un bilancio? Sì, siamo all'Istituto Seneto, oggi è il nostro ultimo incontro, è l'ultimo istituto in cui stiamo incontrando i ragazzi, i nipoti digitali. Il bilancio è positivo perché c'è molto entusiasmo, i ragazzi stanno partecipando con la registrazione degli audio e dei lavori che gli permetteranno di partecipare al concorso finale, e quindi per creare l'audiomessaggio e il lavoro e che possa dare il miglior consiglio ai propri nonni. E l'entusiasmo parte soprattutto da una condivisione di esperienze che sono accadute sia ai ragazzi sia ai nonni, che oggi sono in numero abbastanza presente, e che comunque condividono determinate esperienze. E i ragazzi sono pronti ad aiutare i propri nonni a difendersi dalle truffe e dai raggiri, e i nonni sono qui proprio per ascoltare come poter prevenire dalle truffe e dai raggiri, quindi per evitare che loro possano cascarci. Sempre nell'ambito dell'iniziativa Io non ci casco, promossa dall'assessorato comunale alle politiche sociali in collaborazione con la prefettura e le forze dell'ordine, domani alle 17:30 l'argomento su come prevenire le truffe agli anziani verrà affrontato nel corso di un incontro presso i locali del comitato Fontanelle Insieme in via Pancamo 4. Veniamo alla politica. Mozione di sfiducia per il presidente della regione Renato Schifani. Il 2 dicembre la votazione a Sala d'Ercole. È stata depositata in Assemblea regionale siciliana la mozione di sfiducia al presidente della regione Renato Schifani. A firmarla i 23 deputati dei gruppi di opposizione. Nei giorni scorsi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente avevano presentato il documento in conferenza stampa. La mozione adesso sarà votata martedì 2 dicembre. La discussione a Sala d'Ercole partirà alle 14. Le opposizioni avranno 3 ore di tempo per argomentare le ragioni del no a un governo travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco. Dicono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all'Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca Pentastellato, Michele Catanzaro del Partito Democratico e Ismaele Lavardera di Controcorrente. Sapore di tradizioni, olio e vino in Sicilia, un convegno a Palermo seguito da Arturo Cantella. Vediamo. Sapore di tradizioni, olio e vino in Sicilia, questo è il tema del convegno, in corso di svolgimento presso l'Hotel La Torre a Mondello.
Il focus sul ruolo strategico dei comparti vitivinicolo e olivicolo nello sviluppo del territorio. Tra gli interventi quello di Paolo Inglese, professore Università di Palermo, Gianni Giardino enologo, Gianni Monti gestione e assicurazioni agricole, Maurizio Madonia specialista in agribusiness, Marcello Orlando fondatore e CEO di Feedback, Tommaso Di Matteo direttore Sprint Sicilia, quindi l'intervento di Luca Sammartino, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea della regione. I saluti finali saranno fatti da Massimiliano Gianzanti nella sua qualità di presidente nazionale di Confagricoltura ai lavori. Ha preso parte, rivolgendo un saluto istituzionale, il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Sentiamo adesso Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, sull'evento. Una giornata importantissima, grazie all'assessorato agricoltura e foreste che ha sostenuto, creduto e promosso questa iniziativa. Oggi Confagricoltura Sicilia mette in contatto dei importanti buyers con delle importanti aziende agricole del territorio per la produzione di vino e olio, due prodotti d'eccellenza del nostro territorio, due prodotti che hanno fatto la storia della nostra Sicilia. È importante fare conoscere alla distribuzione, ai consumatori, la bontà del nostro prodotto e il territorio da dove provengono. Il binomio agricoltura-territorio è una cosa importante, attivare dei percorsi di enoturismo o oleoturismo è importante, è un qualcosa che Confagricoltura ci ha sempre creduto, che sostiene e che dà forza ai suoi associati. Quali sono le difficoltà degli imprenditori agricoli? Senta, i cambiamenti climatici è uno di questi, ahimè non possiamo nasconderci dietro un dito, chiaramente ne consegue la siccità, la mancanza delle acque che è un bene primario sul nostro territorio e la burocrazia. Sostanzialmente il nostro imprenditore è un imprenditore eroico, è un imprenditore coraggioso che sfida sia i cambiamenti climatici che la burocrazia. Confagricoltura sta lì per difendere il coraggio di questi imprenditori. Più volte avete sottolineato l'importazione di olio tunisino come una vera piaga per gli imprenditori siciliani. Ma è non solo olio tunisino, ma anche il vino, ma anche di tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Lì abbiamo sempre chiesto al governo regionale, al governo nazionale più controlli nelle frontiere, la tracciabilità del prodotto e perché no rivedere gli accordi euro-mediterranei. Presidente, cosa chiedete oggi alle istituzioni regionali? Ci sarà il Presidente Schifani e anche l'assessore al ramo? Sì, abbiamo il piacere di avere oggi il Presidente Schifani, l'assessore Sammartino, devo dire, con i quali in questi anni abbiamo ben dialogato. Continueremo a chiedere risorse per la siccità, per i laghetti collinari, affinché l'acqua arrivi nelle nostre campagne e meno burocrazia. Ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa dove si parla di sapori di tradizione, olio e vino in Sicilia, chiaramente con un riflesso sulla nostra provincia? Un'interessantissima iniziativa volta chiaramente a far conoscere i nostri prodotti, le nostre eccellenze sia agricole che non agricole, perché attorno all'agricoltura ormai ruota tutta una serie di altre attività collegate e va sempre più diffondendosi il concetto di diversificazione in ambito agricolo. Un'interessantissima, ripeto, iniziativa che speriamo in futuro sia sempre più seguita da altri operatori. Oggi rappresentano, così come le esportazioni, per chi è produttore di materia prima, uno dei temi più sensibili nella politica comunitaria ma soprattutto nella politica globale. Oggi nell'Eurozona c'è bisogno di maggiore tutela non soltanto per il nostro prodotto ma soprattutto per i prodotti che ahimè vengono importati da paesi terzi. La tutela del produttore siciliano, la tutela della filiera per il garanzia del prodotto al consumatore è una battaglia che il governo regionale ha messo in campo, aumentando i controlli ma soprattutto verificando e tracciando tutta quella che è la filiera produttiva. È inaccettabile che molta materia prima arriva da paesi extrafrontalieri che non compete
alla distribuzione nei nostri mercati, non garantendo la stessa qualità, ma soprattutto non garantendo quelli che sono i controlli che nel nostro Paese devono tutelare il consumatore, ma soprattutto devono tutelare anche il rispetto dell'ambiente, per il quale vengono prodotti alimenti che oggi poi arrivano nelle tavole dei nostri consumatori. È una battaglia che continueremo a fare sia col governo nazionale ma anche in Europa, perché siamo convinti che la tutela dell'identità e delle produzioni rappresentano oggi più di ieri un sistema qualitativo che serve non soltanto ai mercati, ma serve anche a tutelare le nostre origini. Sì, se pacta sunt servanda, io avevo preso un impegno ad Agrigento di passarvi a salutare, ho cercato di farlo, lo sto mantenendo, mi scuserete sulla brevità dell'intervento ma anche della presenza, ma voi sapete che siamo molto impegnati su una manovra definita espansiva, confermata anche da Tecno, una grossa manovra finanziaria che tende ad accompagnare il processo di crescita della nostra regione. Vorrei a tal riguardo ringraziare il vicepresidente della regione Luca San Martino, che mi dà una grande mano, al di là del settore che sta occupando con grande professionalità e spirito di abnegazione. È un settore per noi strategico, un settore strategico che è fondamentale per la crescita della nostra economia ed è un settore che dà dei risultati. Un settore al quale stiamo guardando anche con attenzione, perché al di là della tutela del nostro marchio, al di là del contrasto alle contraffazioni, dei prodotti non di qualità che arrivano senza una verifica di qualità, ma stiamo guardando gli aspetti doganali, finanziari che imperversano su una situazione mondiale internazionale che è cambiata negli equilibri internazionali, equilibri di difesa militare, equilibri anche economico-finanziari. Ci siamo fatti carico di valutare eventuali influenze negative e già mesi or sono abbiamo prestato una ipotesi che adesso porremo in essere di tutela del nostro prodotto nella logica dell'eventuale limitazione dell'esportazione in presenza di nuovi dazi doganali dovessero essere imposti dagli Stati Uniti. Stiamo introducendo una misura che agevolerà i costi dell'esportazione in termini non soltanto di contributo agli interessi di debitamento, ma anche in termini di costi realmente sostenuti dai nostri soggetti imprenditori che decidono di esportare. Questo tocca a voi, ma tocca anche il prodotto finito al quale voi contribuite, perché è tutta una filiera che ne risentirebbe, è tutta una filiera che noi intendiamo sostenere. Perché questa è una grande scommessa, una scommessa che avremmo potuto evitare, e cioè la sovrapposizione, l'imposizione di nuove barriere doganali, che la politica europea, la politica liberale del nostro governo, quello nazionale e quello regionale è stata sempre quella dell'apertura delle frontiere. Essere liberali, guardare al mercato, guardare all'economia, guardare all'impresa, così come stiamo facendo, e devo dire che i dati economici e i dati delle società di rating ed altro ci danno ragione. Abbiamo aumentato le entrate tributarie, è aumentata l'occupazione, aumenta il PIL, diminuisce la disoccupazione, diminuiscono i cassi integrati, aumenta la liquidità della regione siciliana. Quindi viviamo un momento che non è un momento magico, è un momento che è il frutto di una politica naturalmente espansiva, ma che guarda a che cosa? Che guarda al produttore, guarda all'imprenditore, guarda all'imprenditore agricolo, guarda a colui il quale rischia con il proprio patrimonio quella che è la propria sopravvivenza professionale, umana, familiare. Rosario Marchese Ragona, rieletto alla presidenza di Confagricoltura. Arturo Cantella. Presidente, parliamo di questa sua rielezione alla guida di Confagricoltura appena avvenuta. Ecco, come intenderà intraprendere questo nuovo corso? Devo dire particolarmente emozionato perché ho ritrovato l'entusiasmo e la fiducia di 4 anni fa in tutti i presidenti delle unioni provinciali. Questa rinnovata fiducia in me, nei miei vicepresidenti e nella squadra che in questi anni ha fatto di tutto. E quindi sono veramente emozionato e caricato di grande responsabilità per un settore che
molto critico, con tutte le criticità che ci sono, con i cambiamenti climatici, con la burocrazia, ma è una sfida vincente. È uno di quei comparti che dà lustro alla Sicilia, è un comparto primario per la Sicilia. Difendere il lavoro dei nostri imprenditori agricoli, credo che sia una missione possibile. Ecco, lei è riuscito a creare un gruppo ben amalgamato di dirigenti per cui Confagricoltura riesce ad affrontare le tante difficoltà presenti nel mercato agricolo siciliano? Devo dire, è un gruppo giovane, è un gruppo fatto di imprenditori agricoli che quotidianamente lasciano le loro aziende per contribuire alla crescita di Confagricoltura. Quindi le proposte, i suggerimenti vengono dal mondo imprenditoriale, non potrei avere di meglio. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Finanziamento in favore delle attività turistico-ricettive. Vediamo. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 17 del 90° giorno successivo alla pubblicazione prevista per venerdì 28 novembre sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La nuova scadenza consentirà così alle imprese di valutare con attenzione le opportunità offerte dall'avviso dopo le modifiche introdotte per chiarire le tipologie di interventi ammissibili, anche in risposta di chiarimento pervenuto agli operatori del settore. Le domande vanno inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica incentivi sicilia.irfis.it e saranno istruite da Irfis Fin Sicilia, la società finanziaria partecipata della Regione Siciliana, individuata quale soggetto gestore della misura. Le agevolazioni sono destinate a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore turistico alberghiero ed extraalberghiero per interventi di ristrutturazione, ampliamento di strutture ricettive esistenti, recupero fisico funzionale di immobili da destinare ad attività turistico-ricettive e completamento di immobili legittimamente iniziati e non ultimati, già destinati o da destinare a un'attività turistico-ricettiva. Il finanziamento concesso in regime di esenzione de minimis varia da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuna domanda, con un'intensità dell'agevolazione fino all'80% a fondo perduto. L'ANAS Sicilia e la Polizia di Stato insieme per la sicurezza stradale, un incontro aperto a bambini e ragazzi a Scordia, nel Catanese. ANAS partecipa molto volentieri a questa iniziativa sulla sicurezza stradale, convinta proprio che la sensibilizzazione sui temi dell'educazione stradale dei giovani contribuiscono all'obiettivo di ridurre ed azzerare entro il 2050 i decessi su strada. Il primo grazie di quest'oggi va proprio alle studentesse e agli studenti presenti oggi, giovani attenti e curiosi e in grado di mettersi in gioco proprio per comprendere che le scelte su strada fanno proprio la differenza. Parlare di codice della strada infatti significa riferirsi all'educazione, al rispetto e alla vita, ed è proprio questa la chiave del successo di questa manifestazione. Da oggi analisi cliniche a pagamento in tutta la Sicilia per la protesta dei laboratori. Da oggi analisi cliniche a pagamento in tutta la Sicilia. Infatti i laboratori di analisi e ambulatori convenzionati non eseguiranno più quelle prestazioni erogate con la ricetta. I temi al centro della protesta sono i livelli essenziali di assistenza e le liste d'attesa che non si riesce ad abbattere con budget che si esauriscono troppo presto. Non è bastata la convocazione in assessorato di venerdì scorso. Un invito contestato sia perché spedito con sole 48 ore di anticipo, sia perché si è atteso l'ultimo momento, soltanto 5 giorni prima della manifestazione, per avviare una discussione lunga e complessa. Secondo il CIMEST, il coordinamento della maggioranza delle sigle di settore serve mettere sul piatto la reale ricerca di soluzioni che attualmente non si intravede. Proprio oggi, i rappresentanti dei convenzionati scenderanno in piazza con 2 diversi sit-in, uno in piazza Indipendenza sotto la sede della Presidenza della Regione ed un secondo in piazza Ottavio Zino nei pressi dell'assessorato alla sanità.
La probabile convocazione delle parti a fine manifestazione potrebbe aprire uno spiraglio. Era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.